Rilevazione di PFAS nelle acque in località San Michele di Bassano, una vicenda che sta preoccupando non poco i residenti del quartiere bassanese e non solo, tanto che le opposizioni hanno presentato un'interrogazione chiedendo chiaramente alla sindaca Elena Pavan risposte chiare e celeri su una vicenda tanto delicata. Il sindaco, che è responsabile della pubblica sicurezza dei cittadini nel proprio comune, dovrebbe informare i cittadini su quello che si sta facendo per dimostrare che non c'è un pericolo. Cioè, bisogna comunicare con il consiglio di quartiere, con i cittadini in maniera chiara, diretta, spiegando come sono le cose. Ecco, credo che questo siamo a chiedere al sindaco con l'interrogazione che abbiamo fatto, pretendendo anche una risposta scritta in modo che rimanga agli atti. 4 quesiti precisi, concreti, pragmatici, tra cui la richiesta, leggiamo, di conoscere quali siano le iniziative che l'amministrazione comunale intenda perseguire per informare in modo puntuale i cittadini rispetto al fatto che non ci siano rischi per la salute pubblica. Non bisogna lasciare la gente nel dubbio, bisogna spiegare bene che i pericoli non ci sono e se c'è traccia di inquinamento spiegare da dove arriva, perché e cosa si sta facendo per tenere monitorata la situazione. Cioè, bisogna dare messaggi chiari ai cittadini senza creare allarmismi, nello stesso tempo però bisogna tranquillizzarli, nel senso che bisogna dire sappiamo quello che sta succedendo e stiamo facendo questo per risolvere il problema. Non siamo in questa situazione perché siamo qui che dobbiamo chiedere che ci spieghino cosa sta succedendo. Il consigliere comunale, nonché candidato sindaco Roberto Campagnolo, sottolinea ancora una volta una distanza posta dalla sindaca Pavan nei confronti della città, un silenzio, una mancata condivisione, dice. Questa amministrazione, questo sindaco in questi 5 anni non si è contraddistinto molto per comunicare prima con i cittadini. Qui siamo nella stessa identica condizione.